Tavares, Camilleri e Arcidiacono fanno la festa all'Akragas segnando ben 3 reti nell'esordio in Coppa Italia del Gigante, mentre la Sicula Leonzio è alla sua seconda partita dopo la prima che fu col Catania in Coppa Italia incassando 3 reti dopo un inizio che la vedeva in vantaggio di 2 gol. L'Akragas alla sua prima partita che vale 3 punti per un momento sembrava potesse farcela, quando è riuscito ad acciuffare il pareggio grazie a un calcio di rigore concesso dall'arbitro al 67esimo del secondo tempo, che il bravo Longo riesce a segnare. Poi invece, complice il caldo, la poca preparazione atletica, fanno sì che la Sicula Leonzio, allenata dal sempre bravo ex Pino Rigoli, segna il secondo gol con una rete di Camilleri in un'azione un po' confusa sotto la porta dell'Akragas. E Vono non riesce a trattenere la palla. Poi all'87esimo il penetrante Arcidiacono, onnipresente sotto la porta di Vono, riesce a fare il terzo gol. Tra le tante cose da dire sono state diverse le difficoltà sorte per l'ingresso al campo. Tanti tifosi hanno aspettato a lungo per poter vedere la partita, in quanto il botteghino, che era uno solo, e i continui stacchi di corrente e la linea internet discontinua hanno creato grosse difficoltà ai tanti che volevano vedere l'esordio della propria squadra nella nuova stagione calcistica. In un comunicato stampa diffuso dalla società chiede scusa ai tifosi per questo imprevisto che si è verificato. Il secondo botteghino, quello di Via Crispi, non era disponibile domenica. Ci auguriamo per il futuro che tale incombenza venga positivamente risolta. Tornando alla partita, la sconfitta dell'Akragas dà il via libera in Coppa Italia al Catania, allenato da Lucarelli. Sentiamo ora i due tecnici. Secondo me abbiamo fatto una buona prestazione, per 70 minuti abbiamo fatto quello che avevo chiesto, sapevamo che non avevamo i 90 minuti e non riuscivamo a tenere un ritmo sempre alto, però sono soddisfatto di quello che abbiamo fatto, abbiamo proposto. C'è da lavorare tanto, i ragazzi lo sanno, a fine partita ho fatto i complimenti per la prestazione, non per l'altro, per il risultato, perché è normale che quando perdi si è sempre un po' giù di morale, però li ho invitati a essere ottimisti perché ho visto delle buone cose, sono fiducioso. Cosa c'è da migliorare ancora, mister? In vista anche del campionato che chiaramente possiamo considerare questa partita un primo allenamento importante. La prima partita, questa è una prima partita dove ero in pari 3 punti, dove è subentrata anche l'ansia da prestazione, anche l'emozione da prima gara in casa. È normale che il caldo, però non sono tutte scusanti. Noi dobbiamo farci trovare pronti per il campionato e dobbiamo vendere gara alla nostra pelle, come abbiamo fatto l'anno scorso. Bisogna essere ottimisti come lo eravamo l'anno scorso, abbiamo una buona squadra, dei giovani interessanti e dobbiamo alzare un attimino l'asticella prima possibile per quanto riguarda l'aspetto fisico, che è normale che fino adesso abbiamo fatto sempre partite con squadre di categoria inferiore dove non c'era in palio i punti. Ad oggi si incomincia a fare sul serio e dobbiamo accelerare i tempi e dobbiamo cercare di migliorare subito l'intensità di giocate, la trasmissione della palla, i movimenti degli attaccanti, i centrocampisti. C'è da migliorare un po' su tutte le Quali sono i giocatori che le sono più piaciuti? Ma il gruppo mi è piaciuto, non c'è stato uno in particolare, mi è piaciuta la mentalità, la voglia di entrare in campo, di confrontarsi subito, la determinazione, mi è piaciuto l'atteggiamento, ecco. Mi è piaciuto l'insieme perché io sono sempre più convinto che il singolo non vince, vince il gruppo e noi ragioniamo da gruppo. Oggi incontriamo una squadra che sappiamo come il mio collega prepara queste partite, uno che secondo me l'anno scorso ha fatto un grande lavoro ad Agrigento e penso che lo farà anche quest'anno e quindi non è mai facile affrontare le squadre ad Agrigento allenate dall'Ellora di Napoli. Quindi per noi sicuramente il merito è doppio perché veniamo da questa partita di domenica e affrontare questa squadra oggi sicuramente non era facile, quindi devo dire magari poi dopo i 90 minuti magari tutto può sembrare semplice, ma secondo me non lo è stato perché sono riuscito a pareggiare la partita e poi noi diciamo, abbiamo ripreso un po' quelle che erano, abbiamo ripreso un po' la partita su un piazzato e poi abbiamo fatto il terzo gol e l'abbiamo chiusa definitivamente. Quindi, sotto questo aspetto, diciamo, per quanto riguarda la tua domanda, sicuramente siamo in equilibrio con i numeri, perché 5 gol fatti, 2 subiti, 3 subiti. Quindi dobbiamo sicuramente evitare qualche golletto che prendiamo e niente, la fase offensiva penso che l'abbiamo fatta abbastanza bene anche oggi, e quindi, ma sicuramente ancora c'è tanto da fare, tanto da lavorare.